È da un po' di tempo che ci abbiamo pensato anche noi qui a Vicenza, è la persona giusta per unire mondi diversi, per allargare l'area progressista e per parlare anche a quel Veneto, diciamo così, del mondo del lavoro, delle imprese, di tutti coloro che credono nella capacità di questa regione di rigenerarsi e di trovare anche nelle nuove economie, nell'economia circolare, nell'economia verde, occasioni di sviluppo vero per una regione che ha fatto sempre della forza economica e industriale la sua forza, ma che finora è rimasta un nano politico. Ecco, perché la scelta di Vicenza per oggi, secondo lei? Si sente anche onorato di questa scelta? Io mi sento molto onorato di questa scelta. Credo che Vicenza possa rappresentare per Arturo Lorenzoni una delle sfide chiave, perché il Vicentino è terra profondamente leghista, ma è anche una terra molto pragmatica e attenta a chi sa dare soluzioni concrete.